Da Cortina a Belluno proseguono le attività di adeguamento e messa in sicurezza previste nel piano straordinario della viabilità per la Perla delle Dolomiti in vista dei mondiali di sci del 2021, opere propedeutiche alle Olimpiadi del 2026. Claudio Andrea Gemme, presidente di ANAS e commissario di governo per l'attuazione del piano, ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sull'avanzamento dei lavori. In particolare, dei 37 interventi sulla statale 51 d'Alemagna, 16 sono stati ultimati, 14 sono in corso, 4 di prossimo avvio e 3 con progetto esecutivo in corso di approvazione. Da rilevare che tutte queste opere saranno supportate da un alto livello tecnologico, quindi ciò che stiamo facendo in realtà è rendere queste strade più sicure, con una manutenzione più attenta, con investimenti veramente importanti, perché l'investimento complessivo si tratta di 270 milioni di euro in quest'area. Circa la tempistica, il presidente di ANAS rassicura sull'ultimazione dei lavori per i mondiali del 2021. Ci sono alcune varianti che dicevo prima ancora, ad esempio Longarone è una, ma alcune di Cortina, che sono in fase di approvazione, che è uno dei grandi temi che noi stiamo sollevando col Ministero dell'Ambiente, perché è evidente che i vincoli di tipo ambientale e non tecnologico sono importanti, ma sono altrettanto pesanti sui tempi. Però noi riteniamo su queste opere di arrivare in tempo per i mondiali di sci.